Aumentano i contagi in Sicilia e quanto scrive il Dipartimento da SOA dell'Assessorato alla Salute in merito al Covid-19. Rinnovato l'accordo tra l'ASP di Agrigento e le farmacie per la prevenzione oncologica. Bilancio dell'attività della Polizia Postale nel 2022 nella nostra provincia, in aumento le denunce e le truffe online e i furti d'identità. Presto il nuovo bando per assegnare lo stadio del Seneto e quello di Fontanelle, miglioria alla viabilità del villaggio Mosè, si asfalta la via Rosario di Salvo. Si è svolto ieri un interessante convegno sulla valorizzazione dei beni archeologici e subacquei. Continuano le manifestazioni festive, stasera concerto al Teatro Pirandello di musica etnica, domani sfilata dei Re Magi. Inizia male il 2023 per la Fortitudo Moncada che perde a Cremona contro la Vanoli. Benvenuti all'appuntamento odierno di TVA Notizie. Apriamo il nostro telegiornale sulle notizie purtroppo non buone del Covid-19. In crescita le invenzioni del Covid-19, a comunicarlo il DASOA dell'Assessorato regionale alla salute. Nella settimana dal 26 dicembre 22 al 1 gennaio 23 si è registrato infatti un incremento dei nuovi casi in linea con la tendenza nel territorio nazionale. Il DASOE raccomanda di fare i vaccini alle persone più fragili over 60, in particolare ai bambini. Il servizio. Il bollettino DASOE dell'assessorato regionale alla sanità dà contagi in aumento del 26% nell'ultima settimana, ci riferiamo ovviamente al Covid. Nella settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio 23 si è registrato un incremento dei nuovi casi in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi soggetti positivi rilevati dai test antigenici o molecolari effettuati sul territorio regionale sono stati 10.800, il 26,18 in più rispetto ai 7 giorni precedenti. Invece l'incidenza cumulativa media nella regione si è attestata a 225 casi per 100.000 abitanti. Tassi più elevati si sono registrati nelle province di Ragusa, di Palermo e di Messina. I dati diffusi dal bollettino settimanale del Dipartimento Attività Sanitarie sono, secondo il documento, le fasce di età maggiormente a rischio, quelle tra gli 80 e gli 89 anni, 383 casi su 100.000 abitanti, tra i 70 e i 79 anni, 372 casi su 100.000 abitanti e tra i 60 e i 69 anni, 331 casi su 100.000 abitanti. Le nuove ospedalizzazioni, secondo la Regione, sono in lieve aumento, sebbene molti contagi siano stati rilevati su soggetti ricoverati per altri motivi. Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati. Il Dipartimento, alla luce delle elevate incidenze e dell'ormai quasi completa presenza delle varianti Omicron di SARS-CoV-2, suggerisce infatti il rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, in particolare il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina quando richiesto, la reazione dei locali, l'igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto tra persone ed evitando in particolare situazioni di assembramento. Al pari sarebbe necessaria una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce di età, soprattutto quella tra i 5 e gli 11 anni, e il completamento dei cicli di vaccinazione, il mantenimento di un'elevata risposta immunitaria attraverso le dosi booster nei soggetti che hanno superato i 120 giorni dall'ultima dose. Sulla fronte dei vaccini si rileva una fascia tra i 5 e gli 11 anni vaccinati con almeno una dose, si attestano al 24,18%. Nella popolazione over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,2% del target regionale, mentre il 9,8% rimane ancora da vaccinare. Sono ancora 1.057.000 i cittadini siciliani a cui non è stata somministrata la terza dose. Nello specifico i vaccinati con dose aggiuntiva sono 2.772.000,
pari al 72,40% degli aventi diritto. Sono invece complessivamente 221.500 i residenti in Sicilia ad aver ricevuto la quarta dose a partire da luglio 2022. Tra questi circa 200.000 sono soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 6.681. A riceverle da settembre 2022 sono stati soggetti di marcata compromissione della risposta immunitaria, gli over 80, gli ospiti nell'RSA e le persone sopra i 60 anni con fragilità. E sempre in materia di sanità si rinnova l'accordo tra l'ASP di Agrigento e le farmacie convenzionate per aderire al programma regionale di screening oncologico. I dettagli nel servizio. Si rinnova l'accordo tra l'ASP di Agrigento e le farmacie convenzionate per aderire al programma regionale di screening oncologico. In un comunicato stampa l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e i farmacisti affermano come sono ancora insieme per le diagnosi precoci dei tumori alla mammella, del colon retto, della cervice uterina, grazie al rinnovo sino al prossimo mese di settembre 2023 dell'accordo siglato tra l'Atifar Federfarma di Agrigento e l'ASP e i servizi ADF. Le farmacie convenzionate presenti sul territorio provinciale agrigentino continueranno infatti a portare avanti il ruolo già attivo e determinante che svolgono nelle azioni di informazione, arruolamento dei cittadini ai programmi di screening oncologico e di consegna dei kit della ricerca del sangue occulto delle feci. L'obiettivo dell'intesa, la cui proroga rientra nelle disposizioni del decreto dell'assessorato regionale alla salute il 797/2022, è quello di perfezionare una serie di azioni congiunte di grande rilievo per implementare l'adesione della popolazione target agli screening oncologici. In funzione di quanto messo nero su bianco, l'ASP, attraverso il centro gestionale screening, continuerà a curare l'accesso delle farmacie alla piattaforma screening. Alla base dell'accordo vi è la constatazione di quanto davvero strategico sia il ruolo giocato dalla rete delle farmacie, presidi costantemente vicini ai bisogni della gente, in grado di assicurare una copertura oraria di 12 ore al giorno. Le informazioni qualificate offerte dal farmacista, insieme ai consigli preziosi che esso elargisce, possono integrare gli sforzi intrapresi dall'ASP lungo il percorso della prevenzione. Per ciò che riguarda nello specifico la prevenzione del tumore del colon retto, le farmacie continueranno ad offrire il servizio di consegna agli assistiti della fascia di età tra i 50 e i 69 anni del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L'accettazione del campione sul software dello screening sarà riconsegnato alla stessa farmacia dall'utente, garantisce la sua tracciabilità informatica. Ciò garantirà il servizio svolto dai distributori, i quali tramite lo stesso software prenderanno in carico i campioni da consegnare alla patologia clinica del presidio ospedaliero di Agrigento e di Sciacca. E passiamo alle notizie sulla nostra sicurezza. Positivo il lavoro svolto dalla Polizia Postale di Agrigento nel corso dell'anno 2022. I settori di riferimento sono stati quelli delle truffe online e dei furti d'identità, che rivelano nella nostra provincia purtroppo casi in continuo aumento. Positivo il lavoro svolto dalla Polizia Postale di Agrigento nel corso dell'anno 2022. I settori di riferimento sono stati quelli delle truffe online e dei furti d'identità, che rilevano nella nostra provincia purtroppo casi in continuo aumento. Sono 49 le indagini avviate per cercare di scoprire i truffatori, anche un arresto è stato svolto e diverse perquisizioni. Il settore più impegnativo socialmente è verso quello della pedopornografia online. Esiste e anche in continuo aumento. I casi trattati in Sicilia occidentale risalgono a oltre 400 casi di adescamento, particolarmente diffuso tra i minori con una fascia di età sotto i 14 anni, e superano di poco i 200 casi. Ma la cosa più preoccupante è anche quella che ci interessa, i minori di 14 anni che va dai 9 anni in su.
Nel nostro territorio si rilevano casi di furti di identità digitale, circa un centinaio, con attacchi circa 70 a privati ed aziende commerciali. Anche il settore delle truffe online è presente da noi, con circa una cinquantina di casi denunciati e un esborso economico di circa 130.000 euro di truffa. Oltre 3.000 le persone deferite all'autorità giudiziaria nel settore dell'e-commerce e marketplace. Il Centro per la sicurezza cibernetica della Sicilia occidentale ha trattato circa 980 casi con un impatto economico di oltre 2 milioni di euro. Le denunce di frodi in ambito provinciale sono state 57, pochi casi di diffamazione online 3, 9 quelli di sostituzione delle persone, di estorsione 4, di molestie e 2 di stalking. Tra i fenomeni riscontrati con maggiore frequenza nell'anno 22 si annoveriamo a titolo esemplificativo i furti di account social, le estorsioni a sfondo sessuale, il phishing ai danni di correntisti di istituti bancari, le proposte di falsi investimenti online, nonché falsi siti di vendita di quei prodotti che in un determinato contesto temporale risultano essere maggiormente richiesti sul mercato. Le segnalazioni che richiedono l'intervento tempestivo del Commissariato di Pubblica Sicurezza online sono molteplici. Emblematico è quanto avvenuto lo scorso 18 marzo, quando è giunta la richiesta di aiuto di una figlia preoccupata per la madre, vittima di una truffa sentimentale. In particolare la donna è stata contattata attraverso un noto social network da un uomo dalle maniere gentili che ha iniziato a corteggiarla con insistenza fino a farla innamorare. Dopo aver conquistato la fiducia della donna, il truffatore, confidandole di avere una figlia gravemente malata che necessitava di cure molto costose alle quali non riusciva a far fronte, le ha chiesto un sostanzioso aiuto economico. La vittima, particolarmente colpita dalla triste vicenda, ha iniziato a inviare a più riprese ingenti somme di denaro sino a dilapidare il suo intero patrimonio. Tali tentativi esperiti dai familiari della donna per farle capire di essere caduta vittima di un raggino sono risultati vani. A quel punto, a seguito della segnalazione, il poliziotto del Commissariato di Pubblica Sicurezza online, contattando la donna, è riuscito a farla comprendere che la persona che credeva essere il suo amato era in realtà un abile truffatore. Grazie a questo intervento, la donna, ormai consapevole di quanto le era accaduto, ha interrotto la relazione e ha trovato il coraggio di sporgere denuncia. A seguito delle richieste fatte dalla società Agragas circa l'affidamento dello Stadio Seneto, arriva oggi la nota del Comune da parte dell'assessore allo sport che afferma come, a seguito di incontri avuti anche con i tifosi, il Comune predisporrà i relativi bandi di gara per l'affidamento delle strutture sportive, compreso il campo di Fontanelle, nell'ambito di un risparmio dei costi di gestione dell'ente. L'assessore Ciulla interviene altresì anche sulla riapertura della piscina comunale di Agrigento. Novità in arrivo per lo Stadio Seneto di Agrigento da parte della Giunta Miccichè. In una riunione richiesta da una delegazione di tifosi dell'Agragas tenutasi lo scorso 17 dicembre al Comune insieme al sindaco Miccichè, avevamo comunicato la decisione già presa nel luglio scorso di autorizzare il dirigente del settore ad avviare le procedure di affidamento in concessione allo Stadio Seneto. Chi parla è l'assessore allo sport Costantino Ciulla, che in una sua nota stampa afferma come martedì 3 gennaio, infatti, nella prima seduta di giunta comunale del nuovo anno abbiamo formalizzato il tutto con le delibere numero 2 e 3. La prima per l'appunto riguarda lo Stadio Seneto, afferma l'assessore Ciulla, per il quale ormai da tempo se ne invoca l'affidamento alla società dell'Agragas. La seconda riguarda invece il campo di calcio di Fontanelle. Tale determinazione, sulla scorta del regolamento comunale in vigore per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, considerate le oggettive difficoltà in cui versa l'ente comune in termini di risorse umane nonché economiche, è volta ad azzerare i costi di gestione degli impianti e renderli più efficienti, affidandoli a privati dietro il pagamento di un corrispettivo. È opportuno ribadire che i relativi bandi di gara verranno predisposti dal dirigente e seguiranno le procedure previste dal decreto legge 50/2016, codice degli appalti pubblici, e saranno, conclude Ciulla, accessibili a tutti coloro che abbiano interesse a gestire gli impianti e siano in possesso dei requisiti richiesti.
Intanto sempre l'assessore Costantino Ciulla interviene in merito al caso sollevato ieri dal Codacons di Agrigento sul mancato utilizzo della piscina comunale di Villa Seta, affermando come il terreno in cui si trova la piscina comunale di Villa Seta lo scorso fine settembre è passato dal demanio al comune di Agrigento. Prima di Natale, continua Ciulla, il terreno è stato accatastato. Stiamo lavorando alacremente per sistemare le ultime pratiche per restituire nei giorni di qualche settimana in piscina agli utenti, dice l'assessore Ciulla. Subito dopo le feste incontreremo i gestori tramite l'ufficio tecnico. Nei mesi scorsi il sindaco Francesco Miccichè, afferma l'assessore, aveva firmato l'ordinanza che disponeva, dopo una legge del 1966, la trascrizione a favore del comune del terreno dove è stata costruita la struttura ad adempimento propedeutico al fine di accatastare l'immobile e sostituire la caldaia non funzionante con un nuovo impianto. Da parte nostra l'auspicio che al più presto la piscina venga riaperta agli utenti. È in fase di rifacimento il manto stradale di via Rosario di Salvo al villaggio Mosè, a comunicarlo l'assessore Gerlando Principato. Vediamo i dettagli. Buone notizie arrivano dal comune di Agrigento in merito al rifacimento delle strade comunali. Una di queste è quella che oggi ci comunica l'assessore Gerlando Principato, che sta avvenendo in via Rosario di Salvo al villaggio Mosè. La ditta affidataria dei lavori di manutenzione e di viabilità comunale ha provveduto infatti alla scarifica dell'intera strada, provvedendo alla rimozione del vecchio strato di asfalto danneggiato dal tempo e ormai ondulato e non stabile per la successiva messa in sicurezza. La via Rosario di Salvo è una strada molto trafficata non soltanto nel periodo estivo ma anche in quello invernale e rappresenta il principale collegamento da e verso Viale Cannatello, una delle arterie principali del villaggio Mosè. Una strada messa a dura prova dal continuo passaggio di mezzi, soprattutto dagli eventi meteorici, a causa del non corretto coinvolgimento delle acque. Annosa problematica che di fatto ha accelerato il deterioramento del manto stradale, creando numerosi cedimenti e che, unita ai pochi interventi di manutenzione, hanno chiesto inevitabilmente un intervento straordinario. Abbiamo da poco dato notizia della messa in sicurezza del Viale dei Giardini, ancora in corso, affermano il sindaco Miccichè e l'assessore Principato. Adesso siamo felici di dare notizia anche della messa in sicurezza della via Rosario di Salvo. Abbiamo abbandonato la vecchia idea che si è protratta negli anni della manutenzione stradale vista come una problematica irrisolvibile, inserendola nelle necessarie migliorie da apportare per la qualità della vita degli agrigentini, afferma l'assessore Principato. Abbiamo realizzato anche un piano di manutenzione stradali incentrato soprattutto sull'asfaltatura completa delle strade e di sistemazione dei marciapiedi annessi e lo stiamo facendo con i vari finanziamenti ottenuti dalla Regione e dal Ministero, ma anche con le somme provenienti dagli introiti dei condoni edilizi e dei permessi di costruzione. Il comune di Agrigento, afferma Principato, dal 5 gennaio 2023, terminato il livellamento dei giorni scorsi della strada necessari per ristabilire la planarità della stessa e garantire il corretto coinvolgimento delle acque meteoriche nelle griglie di raccolta delle acque bianche già presenti, procederà con le successive fasi di posa all'emulsione bituminosa che garantirà aderenza alla superficie e alla stessa del manto stradale di finitura. Si cercherà di limitare al massimo i disagi degli abitanti della zona, sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Principato. Ringrazio il consigliere Piparo per la sua disponibilità a seguire ogni fase di lavoro, segno di una presenza nel territorio, per il prezioso contributo nell'interloquire con gli abitanti e garantire agli uffici il corretto svolgimento dei lavori fino alla stesura della bitumazione. Tutela e valorizzazione dei contesti archeologici subacquei, questo è il tema del convegno che si è svolto ieri presso il Museo Grifo di Agrigento, organizzato dal Club UNESCO, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Agrigento e il WWF. Paolo Licata, Club Pro UNESCO Agrigento, oggi un interessante convegno sul recupero dell'archeologia marina e subacquea con qualificati relatori. Sì, è il secondo incontro di inizio d'anno del Club per UNESCO di Agrigento. Credo sia un argomento interessante perché va dalla tutela della terra, del territorio archeologico agrigentino, a quello subacqueo. Abbiamo un grande patrimonio subacqueo nel nostro territorio
che è specchio e stratificazione di tutte le civiltà che sono intercorse nella nostra Sicilia e nell'Agrigentino. E quindi vogliamo porre l'attenzione su questa tematica, che è una tematica forse un po' di nicchia, che però dà un grande contributo alla ricostruzione storica del nostro territorio. Ecco, si discute di relitti trovati anche nella costa di Menfi. Sì, di una serie di relitti su tutto il territorio, tutta la costa che va da Sciacca a Licata, e di incursioni che anche dei sommergibili americani hanno fatto, anche depredando in parte questi relitti, ma non soltanto. Qua non è un problema come dire, di uno Stato, ma di più Stati. È un patrimonio che va tutelato, è un patrimonio che dobbiamo ripensare. Probabilmente dovremmo anche pensare ad un discorso di gestione attiva, un po' come ha fatto il parco con la Valle dei Templi. Del resto la nostra città è una città che aveva un rapporto, la Caracas aveva un rapporto intenso con il mare, colonizzata e fondata da uomini provenienti dal mare. Dovremmo pensare anche ad estendere in altre direzioni, tra queste il mare, Monte Grande, il nostro parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, perché comunque la correlazione tra la valle e il mare è strettissima. Abbiamo visto che si fa riferimento anche all'assessore Tusa. Sì, è stato un pioniere della conservazione, della tutela e conservazione, ma anche fruizione del nostro mare, delle coste siciliane. È stato il fondatore della Soprintendenza del Mare ed è stato un faro per tutte le altre soprintendenze italiane. Quanto è importante discutere oggi dei reperti archeologici, del suo contesto anche nel nostro mare? È importante sicuramente dare un segnale di presenza ad una assenza troppo spesso palesata dalle istituzioni. Bisogna dire che le istituzioni politiche hanno dato poca attenzione ai processi legati alla pirateria nel mare Mediterraneo, pirateria archeologica che è stata ben documentata negli anni 90, ma che non ha avuto poi un seguito se non il fatto che quantomeno si è bloccata una situazione che avrebbe potuto avere dei risvolti che noi non conosciamo, perché noi abbiamo soltanto evidenza di ciò che sappiamo, ma tante cose sono magari state nascoste, e di questo oggi si stanno facendo gli approfondimenti e speriamo in un futuro di poter parlarne con cognizione di causa. Ecco, voi come WWF in questo senso fate sempre un'azione di recupero verso ciò che rappresenta il mare? Noi siamo per la salvaguardia della bellezza. La salvaguardia della bellezza, e la bellezza per noi è il pianeta Terra che si compone di tanti fattori, fra cui anche l'archeologia, l'architettura, il paesaggio, l'ecologia, l'equilibrio, la biodiversità, le emergenze climatiche. Tutto sembra non far parte della stessa cosa, ma fa parte di un unicum di cui noi ci occupiamo come WWF, perché il pianeta è composto di 1000 varietà di colori. Abbiamo visto che si fa riferimento all'ex assessore Tusa, che tra l'altro è stato il fondatore della Soprintendenza del Mare, ma si può fare di più la Regione in questo senso con la sua istituzione? Purtroppo con la perdita di Sebastiano Tusa si è persa una memoria fondamentale e importante anche di carattere organizzativo. Sebastiano Tusa aveva chiaro in mente quello che servisse alla nostra isola per poter salvaguardare questo mare tanto ispezionato e deturpato, ma soprattutto piratato. Speriamo che la politica possa riuscire a riprendersi un ruolo che oggi purtroppo è vacante, e non bisogna disperare, non è che siamo dei suicidi, non è che chi oggi governa la Sicilia è un suicida. Speriamo che si riescano ad organizzare delle buone attività e delle buone norme che possano porre un freno a questa difficoltà in cui ci troviamo. Forse si dovrebbe fare di più verso questo tipo di ricerche, insomma non sentiamo notizie, eppure i nostri fondali sono enormi e sono testimonianza anche di tanta storia che c'è stata.
I nostri fondali e i fondali del Mediterraneo sono la storia dell'umanità. È nel Mediterraneo che si è sviluppata la civiltà occidentale per come noi oggi la conosciamo, e questa storia non può e non deve essere modificata da interventi che possono stravolgere i materiali che sono lì ben custoditi da millenni, e che ogni intervento non guidato rischia di distruggere un carattere storico e una memoria storica. Un interessante convegno sul recupero dell'archeologia subacquea nel Mediterraneo e non solo, oggi un'interessante iniziativa dell'Ordine degli Architetti. Un ringraziamento particolare a Paolo Licata, presidente del Club UNESCO di Agrigento, che ha invitato l'Ordine a questo meraviglioso convegno. È chiaro che l'Ordine sarà sempre presente e appoggerà tutte le iniziative culturali che portano alla conoscenza del nostro meraviglioso territorio. Noi abbiamo una storia molto antica, la storia arcaica di Agrigento è una delle più belle al mondo, e il tema di questa sera è proprio questo, di salvaguardare questi reperti che vengono depredati purtroppo, da come si è sentito nel convegno, da altre nazioni, e ovviamente tolgono la possibilità ai molti giovani, i nostri giovani, il futuro dei nostri giovani, che possono stimolare questi reperti, le menti dei nostri giovani. Forse si potrebbe fare di più. Dovrebbero essere l'istituzione a cercare di dare intanto un giusto indirizzo legale, ma più che altro sensibilizzare anche i giovani e tutti, affinché noi possiamo proteggere i nostri confini sia culturali che storici. Nell'estate del 1997 è stata perpetrata una vera e propria azione di saccheggio nei confronti del nostro patrimonio culturale, quello che giace nelle acque tra l'Italia e la Tunisia, vicino il Banco Scherchi. Un sommergibile nucleare della Marina degli Stati Uniti, con a bordo Robert Ballard, famoso per aver scoperto il Titanic, prelevava reperti dal fondale marino da 8 relitti antichi, mettendo in un cestello metallico come in un supermercato per portare via negli Stati Uniti. Quindi una tecnologia sofisticatissima, tra l'altro in una operazione quasi che vedeva il plauso di una trasmissione molto nota, Linea Blu, in cui facevano vedere in diretta queste immagini del sommergibile nucleare che stava razziando praticamente 8 relitti. Parlo di razzia perché in quel momento non si stava operando un prelievo secondo un criterio scientifico, che sono scavo archeologico sottomarino, una prospezione dei relitti. No, quello che piaceva si prendeva annaspando su reperti che erano stati preservati dall'alta profondità per oltre 2000 anni per portare via negli Stati Uniti. Allora, insomma, mi sono prima documentato sul diritto internazionale, che proprio per quanto riguarda il canale di Sicilia dice che non ci sono le acque libere, che invocava l'oceanografo Robert Ballard, autore della razzia, famoso per aver scoperto il Titanic, in quanto queste acque, le due piattaforme continentali fra la Tunisia e la Sicilia, si toccano, quindi lui avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione a uno degli stati costieri. Fece una denuncia al Tribunale Internazionale del Mare di Amburgo, ho fatto avere una relazione tale al ministro Dini, al ministro degli esteri, e all'onorevole Antonio Mangiacavallo, che presentò questo gravissimo evento, quello che era successo nel Mediterraneo, al Parlamento italiano. Ma soprattutto fu la stampa a dare molto spazio a questa azione di protesta da parte ormai non solo mia, ma anche della dottoressa Graziella Fiorentini, che si accodò a questa protesta come altri soprintendenti, e insomma lo scandalo, perché poi di questo si trattò, travolse gli Stati Uniti e soprattutto la Marina Militare, che aveva concesso il sommergibile nucleare. Non solo questo risultato è stato clamoroso, perché non soltanto per l'anno successivo Robert Ballard non è potuto più tornare nel canale di Sicilia a saccheggiare altri reperti, ma si sono aperte le strade verso la conferenza internazionale sulla protezione del patrimonio culturale di Parigi del 2001, che ha stabilito delle regole ben precise. Non solo, ma il grande archeologo Sebastiano Tusa ha avuto il grande intuito di procedere alla fondazione, di costituire la Soprintendenza del Mare, che è anche un organo di tutela e di salvaguardia per il nostro straordinario patrimonio archeologico, e che, ripeto, anche in acque internazionali, secondo il protocollo di Parigi, non è un patrimonio soltanto delle singole nazioni, Tunisia, Italia o Francia, ma dell'umanità intera, e come tale deve essere preservato. E continuano le manifestazioni natalizie di Destinazione Agrigento dopo il concerto di Achille Lauro.
Continuano le iniziative del programma di destinazione Agrigento Natale 22 organizzato dal Comune di Agrigento, dal Distretto Turistico e dalla Fondazione Pirandello con il sostegno del Ministero del Turismo e l'assessorato alla Regione Siciliana. Dopo lo spettacolo di Capodanno di Piazza Marconi con Achille Lauro, Lello Narfino e altri artisti, proseguono gli eventi fino all'Epifania prossima. Oggi, 5 gennaio, al Teatro Pirandello, in programma stasera alle 20:30 il concerto della Grande Sud Orchestra, un progetto internazionale che coinvolge artisti provenienti dal mondo del folk, dalla musica popolare ed etnica, che hanno deciso di fondere il loro percorso musicale e culturale per abbracciare l'intera area del Sud Italia. Invece domani, giorno dell'Epifania, 6 gennaio, vedremo sfilare da Piazza Pirandello alla Cattedrale i Re Magi a cavallo, un corteo che rievoca la visita dei Re Magi al Bambino e quindi per i cristiani la prima manifestazione fisica di Gesù, figlio di Dio. Lo spettacolo dei Re Magi unisce sentimento religioso, tradizione, armonia e bellezza ed è adatto a persone di tutte le età, residenti e turisti che si ritroveranno lungo il percorso per ammirare e fare le foto. Fino a domani a San Leone si potranno vedere al tramonto gli alberi di Natale in spiaggia realizzati per il secondo anno consecutivo nell'ambito del progetto della Costa del Mito, mentre il villaggio di Babbo Natale fino all'8 gennaio a Villa Bonfiglio continuerà a essere la più grande attrattiva delle persone di tutte le età, con i mercatini, prodotti a chilometro zero, i giochi e gli spettacoli di intrattenimento per i bambini. 2 prestigiosi riconoscimenti arrivano per il nuovo resort Adler, inaugurato lo scorso luglio nelle vicinanze di Torre Salsa Siculiana. 2 prestigiosi riconoscimenti in arrivo per il nuovo resort Adler, inaugurato lo scorso luglio. Condividiamo con voi 2 premi assegnati al nostro nuovo resort in Sicilia, premio 100 Eccellenze d'Italia e Badge Spa Gold Lisse dell'European Spa Magazine assegnati. Cogliamo l'occasione per ringraziare il nostro team in Sicilia e vi ricordiamo che la struttura riaprirà il prossimo 9 marzo aspettandovi. Si legge sulla pagina del gruppo Adler Spa Resort e Lodge. Il resort si trova in un esclusivo territorio affacciato sul mare in prossimità della riserva naturale orientata di Torre Salsa Siculiana, quello realizzato nell'Agrigentino dalla famiglia altoatesina Sanoner, che vanta una secolare esperienza nell'ospitalità di lusso in contesti naturali di pregio, è un investimento da 45 milioni di euro e sono quasi tutti siciliani, 140 dipendenti assunti, la maggior parte del personale della provincia di Agrigento, una boccata di ossigeno per i piccoli paesi come Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, la migliore squadra di sempre, orgogliosissimo di ognuno di loro, grazie a tutti. Questo quanto scrive il direttore Sami Aglietti condividendo una foto con il personale a chiusura della prima stagione. E linea alla regia per gli spot pubblicitari. Presentato a Cattolica Eraclea il libro di poesie Momenti di Baldo Currieri, donata anche una targa dall'amministrazione comunale di Cattolica da parte del sindaco Borsellino allo scrittore per il suo costante impegno culturale svolto. In questo volume c'è la raccolta delle poesie che ho scritto, circa un centinaio. Io mi ispiro a momenti che vedo, proprio per questo il libro si intitola Momenti, sia interiori che esteriori, e poi sento l'impulso a trasmetterli su carta. Diciamo che sono un verseggiatore eclettico perché non mi fermo su un solo tema, ma affronto temi morali, temi comici, sentimentali e anche molto ironici a volte. Facebook che mi ha dato l'impulso a pubblicare questa prima raccolta, perché ce n'è altre 2. Vedevo il consenso della gente che mi seguiva, allora a un certo punto ho deciso di fare stampare questo primo libro, che finalmente ha avuto l'esordio della presentazione, perché doveva essere presentato prima del Covid. Poi, come tutti sappiamo, per alterne vicende di Covid contro Covid, finalmente è stato presentato il giorno 29. E ricevere una targa da parte del comune mi ha gratificato tantissimo, perché non è facile essere profeta in patria. Ho quasi pronta la seconda, il secondo libro intitolato Momenti 2, e poi ho fatto stampare come una prima copia una commedia, e credo che
c'è in cantiere tanto lavoro, speriamo che abbia la volontà, perché come diciamo in siciliano sono un po' lagnoso, dedico poco tempo alla scrittura, un ritaglio di tempo che però pian piano mi permette di andare avanti. Per le poesie in dialetto io scrivo con il dialetto o idioma che abbiamo cattolicese, così come vengono le parole pronunciate. Adesso nel secondo volume, per richiesta anche delle persone, se mettono poesie in dialetto, metto poi la versione in lingua. Devo dire che specialmente nella terza raccolta sono di più le poesie in lingua che non in dialetto. Io non ho fatto ricorso a nessuna tecnica, l'unica mia tecnica che uso è la mente e il cuore. Quello che ne esce fuori poi giudicheranno. L'aeroporto di Birgia a Marsala perde 6 milioni di euro l'anno, a comunicarlo il presidente della regione Renato Schifani. Dopo il lavoro il tema più sensibile per i siciliani è la sanità pubblica e la semplificazione. E per me sono un ulteriore stimolo perché si pongono in sintonia con quello che sarà il mio modo di governare e quello che ho cercato di essere il mio modo di governare in questi mesi, cioè decidere, ascoltare e poi decidere, assumendomi le responsabilità davanti ai siciliani e davanti anche alle forze politiche che mi hanno voluto. E lo abbiamo fatto in maniera abbastanza chiara, ferma, mettendoci la faccia, denunziando l'antitrust, il cartello posto in essere tra una società a capitale pubblico che è ITA e una società privata. L'abbiamo fatto. A Catania, in occasione di una manifestazione per il raggiungimento di 10 milioni di passeggeri, ho incontrato l'amministratore delegato di ITA, abbiamo parlato di poco, ma ho tenuto ferma la mia posizione e ho preso atto del fatto che ITA ha registrato l'accensione del faro da parte di antitrust e già questo è un grande punto importante. Però non mi fermo a questo. Ho detto ieri, ribadisco oggi, che al di là delle sanzioni, che ritengo se dovessero avvenire saranno giuste perché hanno penalizzato con questo cartello il popolo siciliano, penso che la soluzione non sia soltanto la sanzione. Per me da avvocato la soluzione deve essere la soluzione del problema nella sua concretezza, fare abbassare i prezzi. E lì ci stiamo muovendo su due fronti. L'eventuale arrivo di un terzo vettore che rompa questo accordo di cartello e siamo a buon punto, stiamo lavorando per questo, anche se mi chiedo, e su questo approfondirò il mio quesito, come mai dalla città di Palermo tutti i terzi vettori Palermo-Roma siano fuggiti o abbiano lasciato. Perché? C'è qualcosa che vorrei approfondire, non ho una mentalità ispettiva, però qualcosa ci sarà stata. Questo fa il paio con un altro tema che ho denunziato, quello della mancata privatizzazione degli aeroporti siciliani. Ho avuto un incontro a Catania molto proficuo con i vertici dell'ENAC. Ci siamo trovati in pienissima sintonia. Abbiamo fatto un'analisi della situazione, abbiamo fatto un incontro istituzionale presso la sede regionale di Catania, della regione, abbiamo parlato a lungo, c'era il presidente, c'era il direttore generale e abbiamo fatto un'analisi di tutte le situazioni aeroportuali e abbiamo visto che la regione perde 6 milioni l'anno a Trapani, la situazione aeroportuale di Catania è una buona situazione, ha avviato le procedure addirittura della privatizzazione, al proprio interno detiene l'aeroporto di Comiso che va rilanciato per l'azione turistica ma anche dei cargo, condivisione da parte di ENAC sull'utilizzazione di Comiso per portare il cargo attraverso una implementazione di infrastrutture a Comiso, perché Comiso in questo momento non può fare cargo, perché per fare cargo occorrono anche infrastrutture laterali all'aeroporto, non basta soltanto la pista, e in questo la Regione è pronta a fare la propria parte. Nello stesso tempo la rete aeroportuale disegnata da ENAC che io condivido è quella di una rete che vede unite Palermo, Trapani e Lampedusa. Lampedusa vive una situazione di crisi perché è di proprietà dell'ENAC e demaniale e c'è il rischio della perdita di una concessione per un contrasto tra il gestore e la dirigenza di ENAC. Il gestore, pensate, ha denunziato la dirigenza ENAC, non so per quale motivo, ma c'è il rischio della revoca da parte di ENAC della concessione. Quindi dovremo intervenire prima che succeda l'irreparabile, cioè la vigilia dell'estate, e trovarci Lampedusa senza gestori o senza linee.
Al via a Messina un progetto di ristrutturazione di oltre 6 milioni di euro che riguarda l'ex Sanderson, un impianto industriale che diventerà presto un polo fieristico congressuale. Quello che manca è un coinvolgimento dal basso dei cittadini, delle associazioni, dei portatori di interesse del territorio. Dobbiamo cercare comunque in questa fase di coinvolgere, di attivare degli strumenti di partecipazione della cittadinanza. Oggi questo diciamo, è un primo incontro, ce ne saranno degli altri, perché vogliamo cercare di mettere insieme tutte quelle che sono state le proposte, le idee in questi anni sulla Sanderson. Ce ne sono tante, oggi ne verranno rappresentate alcune, sono diciamo, per realizzare all'interno della Sanderson dei parchi, degli impianti sportivi, delle zone di incontro, di socialità per il territorio della zona sud. Il polo periferistico congressuale deve essere una prospettiva massima, non deve essere diciamo, solo identificato come un polo periferistico congressuale, ma deve comunque rappresentare quelle che sono diciamo, le identità di questo luogo. Penso che sia un'area che da troppo tempo è rimasta chiusa, abbandonata. Ci sono stati varie idee, vari progetti. Speriamo che qualcosa finalmente bolle in pentola. Si parla di un'area congressi. La cosa che a me interessa, per quanto non è nel mio territorio, è confinante col mio territorio, però speriamo che sia resa fruibile alla cittadinanza, anche perché Messina ha bisogno di queste aree, ha bisogno dell'affaccio a mare, è un'area bellissima, soprattutto per la zona sud, e a noi manca un'area così grande. Vogliono fare, a quanto sembra dalla regione, un'area fieristica, un'area congressuale, ben venga, ma insieme a quello di fare anche delle strutture da essere fruibili per la cittadinanza. Proseguono a buon ritmo i lavori di riqualificazione della Villa Dante a Messina. Dopo la consegna dei lavori per i campi da tennis si è proceduto con gli step successivi. È stato previsto un totale di 2,5 milioni di euro per rimettere a nuovo il sito e trasformarlo in un parco dedicato allo sport e alle attività sociali. Ci saranno aree per i bambini e gli anziani, spazi per la lettura, il gioco, gli scacchi, campi da tennis e da padel, una pista da skate. La Villa Dante, totalmente rinnovata, inizia a prendere forma. Nello scorso mese di luglio sono stati consegnati i lavori di rifacimento dell'illuminazione a LED dei campi da tennis per consentire già di giocare anche di notte. I primi interventi sono stati circoscritti per area per lasciare la villa aperta al pubblico. Pausa nel mese di agosto per permettere la fruizione dei vari spazi in tranquillità. Durante l'estate scorsa è stata la Messina Social City a gestire le varie aree animate da un ricco calendario di eventi. A settembre i lavori sono ripartiti con il rifacimento del campo di calcetto, la ristrutturazione degli spogliatoi e la realizzazione degli altri spazi dedicati alle varie attività sportive, ai giochi, per i più piccoli, allo svago e alla lettura. Nel progetto complessivo è prevista anche la costruzione di una struttura in legno e vetro per attività polivalenti. La conclusione dei lavori, incluso il ripristino della fontana e la cura del verde della villa, è prevista entro un anno dal loro inizio. Tra pochi mesi, dunque, sarà ultimata la riqualificazione di Villa Dante, la cui gestione sarà ancora affidata alla Messina Social City. E passiamo ora allo sport. Comincia male il nuovo anno per la Fortitudo Moncada, che a Cremona perde contro l'Avanoli per 84-76. La squadra ha concesso parecchio all'Avanoli nonostante i giocatori hanno fatto il massimo e non è bastato l'ultimo quarto a vincere la partita. Sentiamo in merito il coach Cagnardi al termine dell'incontro. Come sapevamo, l'Avanoli Cremona ha dimostrato di essere una squadra molto solida, attrezzata, fisica, talentuosa e ovviamente ben organizzata da Demis Corina. Ci aspettavamo la partita che è stata, ci aspettavamo una partita da parte loro fisica, avevano anche detto in preparazione di questo match che avrebbero voluto contrapporre la fisicità e le rotazioni più lunghe al nostro roster. Diciamo così che nel primo tempo abbiamo concesso qualche contropiede troppo semplice, qualche punto troppo veloce agli avversari con delle palle perse stupide. Abbiamo perso 10 palloni nei primi due quarti
Questo aspetto, assieme appunto al fatto che Cremona a un certo punto non ci ha permesso di eseguire le nostre spaziature offensive, hanno fatto la differenza. Ci abbiamo un po' parlato sopra, a fine secondo quarto ci siamo presentati diversamente nel terzo quarto. Devo anche dire che un po' la Vanoli poi ha gestito il vantaggio dei primi 2 quarti, però siamo arrivati vicini tanto da costringere comunque la squadra avversaria a chiamare time out, a riorganizzare un pochettino le idee. Questo per una squadra come la nostra è importante, non lo dico con presunzione, non penso che la mia squadra oggi sia arrivata così vicina da poter strappare la vittoria, però ha dimostrato, quantomeno abbiamo dimostrato noi stessi, di essere una squadra che non muore, di essere una squadra viva. Per una squadra come la nostra che ha determinati obiettivi è importante, perché adesso ci aspettano 2 gare casalinghe fondamentali per il discorso salvezza, e avevamo bisogno di uscire da una partita come questa con fiducia e con un certo ritmo sia emotivo che tecnico. Ci siamo riusciti, non è che siamo contenti di aver perso, però siamo una squadra che mette in campo il lavoro settimanale, questa è una cosa che ci dà fiducia appunto per il proseguo. Bene, chiudiamo questo nostro telegiornale con un'informazione che arriva dal comune di Agrigento. Venerdì 6 gennaio, a causa della manutenzione programmata della piattaforma del Consorzio Corepa, non verrà effettuata la raccolta della plastica e del vetro, quindi stasera non si dovranno esporre i mastelli di colore giallo e verde. Questo è tutto per l'edizione odierna, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona serata e una buona festa della Befana.